Sono Angelo Ferro, presidente dell'Opera Immacolata Concezione e quindi un po' il padrone di casa che dà a tutti il più cordiale benvenuto per una iniziativa che appunto mi consente non di essere soltanto così quello che porge il benvenuto formale, ma sostanziale. L'Opera Immacolata Concezione è una fondazione nata 60 anni fa per iniziativa di un sacerdote e di una donna lungimiranti, attivi e concreti, che ha cercato allora di offrire benessere alle persone che invecchiavano. Con il tempo questo benessere è diventato problema di massa, perché l'invecchiamento della popolazione è sotto gli occhi di tutti, è diventato di maggior qualità, perché benessere non è soltanto dare delle medicine per togliere il dolore, ma benessere è dare qualità della vita ad una persona che diventa non autosufficiente e che rimpiange il passato. Ecco, la Fondazione Opera Immacolata Concezione rappresenta questo tipo di presenza. La longevità è una risorsa, proprio con la logica imprenditoriale che quando c'è una minaccia andiamo a vedere qual è l'opportunità e investiamo su quella. Investiamo perché queste persone, noi abbiamo 9 centri nel Veneto, questo è il più avanzato, 2280 ospiti, 1500 persone che lavorano. Ecco, queste persone oggi consegnano agli amici che si apprestano a portare avanti questo nuovo inserto, i nuovi Veneti, mappe per la società in movimento, queste persone consegnano tutto il loro patrimonio, la loro eredità, un'eredità fatta di valori, un'eredità fatta di impegno, di lavoro costante, continuo, ed ecco perché questa è la sede in cui i vecchi, noi abbiamo un'età media di 92 anni, abbiamo 47 ultracentenari nelle nostre sedi, arzilli, vivaci, ma soprattutto con la gioia di aprirsi alla vita, di ringraziare per il dono della vita, ancorché le condizioni psicofisiche siano ridotte. E ci sembra bello che proprio questo avvenga in un modo non formale, senza tante coccarde tricolori, anche per ricordare il 150° anniversario dell'Italia. L'Italia è fatta da vari stati, ma tutti quanti avevano questo fondamento di solidarietà, questo senso di una società civile che sempre si è espressa forse più in forma concreta, di progresso, rispetto così a tanta società politica. Ecco quindi il significato di questa riunione di oggi, di questo convegno, il messaggio, la staffetta che queste persone nostre ospiti e il mondo delle persone anziane, talvolta considerate emarginate, non servono, sono un peso, non dicono niente, invece investono sul futuro, hanno asili, centri infanzia, hanno musei del giocattolo, hanno tutta una cultura della longevità come risorsa, sia quando divento anziano non autosufficiente e non mi rifugio in una casa isolata, perché vedendoti e pensando a quello che eri, anche coloro che ti guardano pensano che tutti noi siamo un po' non autosufficienti, ma la vita è bella anche con le nostre menomazioni, con le nostre riduzioni, se capiamo che c'è un tessuto di amore, di solidarietà, di vicinanza, se c'è una comunità, quella imprenditorialità di popolo che ha fatto grande questa regione. Ecco allora il significato di questa presenza e l'onore che ci fa il Corriere della Sera, il dottor De Bortoli come direttore, tutta la compagine, il dottor Monzio che ha collaborato come Corriere del Veneto, naturalmente, e dopo gli darò la parola, Pila De Riello, il titolare della testata Corriere del Veneto, il nostro presidente, che appunto tutti noi siamo espressione di quella volontà di fare che è tipica di questa realtà nostra, senza tante eccellenze da un punto di vista così di leadership, ma come un contesto di popolo, come il popolo svizzero che va avanti con una capacità di coesione sociale e di sostegno. Grazie quindi a loro che venendo qui hanno onorato questa staffetta, questo passaggio. Auguri per i nuovi veneti che prendono in mano questo testimone che proviene da una realtà di valori, da una realtà di sacrifici, di sforzi, ma da una grande gioia di vivere, da una grande gioia di affrontare le sfide e di superarle, appunto perché si sa che si è fra amici, si sa che è una società coesa, una società che sa affrontare, sa unirsi nel momento della difficoltà. E quindi è con questo spirito che nel ringraziare le alte sfere del Corriere do quindi la parola al Cavaliere del Lavoro Pila De Riello, perché appunto
l'onore di aver scelto questa sede perché venisse lanciato questo nuovo inserto è dovuto a lui e quindi lo ringrazio e gli do la parola. Grazie. Grazie Presidente. Ti ringrazio prima di tutto perché ci hai ospitato in un ambiente che ha del fantascientifico. Veramente, io non ero mai stato qua. Lui mi ha invitato moltissime volte, per varie ragioni non ero mai venuto. Oggi sono venuto e ho visto un qualche cosa che è al di fuori della normalità. E ti ringrazio quindi di averci portati qua, di averci fatto toccare con mano tutto ciò che è stato fatto e che continua a essere fatto. Io voglio essere molto breve. Nuovi Veneti. Mi diceva l'amico Fratta Pasini 2 minuti fa, sarebbe dire anche buoni Veneti, non soltanto nuovi Veneti. Però è un po' restrittivo, cara Marina, il fatto di dire Veneti e basta. Io direi Triveneti come minimo, ai quali, nuovi, noi vogliamo consegnare il testimone. Allora io voglio dire solo una cosa, non abbattetevi, stiamo attraversando un periodo di una difficoltà senza pari, un ciclone che ci ha investito che è una cosa fuori dell'ordinario e che non termina oggi, continua a girare, ma non abbattetevi perché ci sono stati momenti peggiori. Pensate un momento a quello che ha dovuto superare mio padre, la guerra. 5 anni di guerra, 5 anni di bombardamenti, 5 anni, eppure sono sempre rinati, risorti e rifatti. Abbiate fede, devo dire a questi nuovi, abbiate fede, abbiate speranza. Anche questa volta voi riuscirete, anche se ascoltate qualche volta qualche nostro consiglio, riuscirete a superare questa bufera. Vi faccio pertanto tanti auguri, ma tanti auguri di una grande riuscita, perché negli anni almeno 2040 di nuovo, che torna dopo 100 anni dalla batosta precedente, noi arriviamo ad avere una grande soddisfazione. Grazie. Grazie a tutti voi per aver accettato il nostro invito, un grazie al Presidente Riello, non solo per le parole che ci ha rivolto, ma anche per il messaggio di speranza che è destinato idealmente ai nuovi Veneti, è destinato alle nuove generazioni e non è soltanto chiuso nell'ambito di questa straordinaria regione o del nord-est nel suo complesso, ma è rivolto anche a tutto il Paese e il Paese in questo momento ne ha particolare bisogno. Ha bisogno dell'ottimismo dei Veneti, ha bisogno dell'intraprendenza dei Veneti, di quell'imprenditorialità di popolo di cui parlava il professor Ferro prima, ha bisogno di questo orgoglio, di questa determinazione, di questa voglia di fare e anche di una fiducia nel futuro, che noi abbiamo il dovere di avere in questo momento, perché quella fiducia nel futuro ce l'avevano i nostri padri e i nostri nonni, in un momento nel quale, anzi in momenti nei quali, se si fossero, per fortuna all'epoca i sondaggi non c'erano, ma se avessero fatto un sondaggio su quello che poteva essere il sentimento popolare o il clima di una nazione in momenti particolarmente difficili, probabilmente si sarebbero depressi. Invece hanno guardato dentro le proprie qualità, hanno guardato in faccia i loro simili, hanno scommesso sulla capacità del lavoro, sulla forza d'animo e su quella visione futura che in qualche modo è una delle caratteristiche dell'essere veneti. Ovviamente nel dire queste cose io ho il mio conflitto di interesse regionale, nel senso che, come dice il mio cognome, sono di origine veneta, orgoglioso di questa origine veneta. La ricerca che presentiamo oggi, e poi passerò la parola al professor Daniele Marini, che ringrazio, e poi dopo ci sarà una breve tavola rotonda, rispetteremo i tempi per poi presentare, lo farà il direttore del Corriere del Veneto Alessandro Russello, questa nostra iniziativa sui nuovi Veneti, questa nostra iniziativa del Corriere del Veneto. Lo facciamo, questo inserto che prende spunto da questa ricerca che vi verrà illustrata dal professor Marini, semplicemente per, il titolo ovviamente è un titolo provocatorio, ma per dirvi che dobbiamo guardare con fiducia e con tranquillità al nostro futuro
ed essere meno impietosi nel leggere le difficoltà del nostro presente. Allora la ricerca è una ricerca che mette a nudo le difficoltà, non risparmia naturalmente l'illustrazione dei difetti. Tutti abbiamo i nostri difetti, abbiamo le nostre difficoltà, forse viviamo anche le contraddizioni del nostro presente, anche certi egoismi, anche certe difficoltà, ma soprattutto quello che vi dirà Marini, e poi dopo ne discuteremo insieme ai nostri ospiti, con il professor De Rita che sarà collegato con noi, è che c'è un problema di rappresentazione dell'essere veneti, c'è un problema anche di percezione dell'importanza, del ruolo e del contributo che i veneti nelle loro diverse attività danno al nostro Paese. E c'è bisogno di questo senso di attaccamento alla propria terra e di questa etica del lavoro, che è la vera ricchezza sulla quale possiamo contare in un momento come questo. Non mi soffermo sugli aspetti di carattere generale, perché sennò vi porterei fuori dal tema del nostro incontro, magari forse lo faremo con i nostri ospiti, ma vorrei semplicemente dirvi che questa iniziativa l'abbiamo fatta come forma di attenzione professionale nei confronti di una terra, guardando all'intero Paese, non guardando soltanto al Veneto, perché comunque vorremmo che questa coesione sociale, questo capitale sociale, questa forza imprenditoriale, questa spinta culturale, in qualche modo fosse la spinta di tutto il Paese. E quindi fosse la spinta che in qualche modo ci fa guardare al futuro e ci fa uscire da questo pericoloso e patologico ripiegamento sul presente che caratterizza purtroppo le giornate che viviamo e inonda naturalmente le pagine che ogni giorno vi proponiamo sui nostri giornali. Allora io vi ringrazio dell'attenzione, vi ringrazio di essere qui con tutto il cuore, e chiamo l'amico Daniele Marini a illustrare la ricerca che poi discuteremo. Grazie a tutti. Sarò molto breve perché poi la ricerca avrete modo di vederla all'interno dell'inserto in modo più ampio. Qui abbiamo fatto, e vi racconterò di questo sondaggio fatto proprio nelle settimane scorse a settembre, qui terminato 10 giorni fa, sui veneti, su quali sono i loro valori di riferimento, non solo e non tanto del passato ma quelli di oggi, e soprattutto cercare di vedere gli elementi di coesione sociale, di solidarietà e le prospettive future, di quali sono le anime dei veneti che ci sono oggi e di come si vedono in una prospettiva futura. Allora, come avrete poi modo di sentire nella mia spiegazione e avrete modo di leggere, non abbiamo scoperto, diciamo così, cose, non dico nuove, perché ci sono delle cose nuove, ma ci sono delle radici profonde che noi continuiamo ad avere, radici veramente profonde che ci portiamo dietro, e però ci sono anche degli elementi di discontinuità, di cambiamento. Allora, partiamo innanzitutto da questo, da come ci descriviamo, e ho creato un acronimo che parla di un Veneto laico, e quindi c'è già un primo elemento di discontinuità su questo aspetto di laico rispetto all'immaginario tradizionale che noi abbiamo del Veneto, dove l'acronimo laico sta per lavoro, autonomia, intraprendenza e coesione. Non so se si riescono a vedere le slide con le immagini e i risultati, non so se ci sono dei problemi tecnici. Eccoli, ecco, ci siamo. Ecco, questi sono gli elementi di fondo. Questi sono gli elementi di fondo sui quali noi fondiamo il nostro essere veneti. E questo, da un lato, presenta, diciamo così, degli elementi forse non innovativi, però ci dice due cose fondamentalmente. La prima è quali sono le nostre specificità rispetto al resto dell'Italia, da un lato, ma dall'altro ci dovrebbe porre anche un altro elemento di interrogativo, che non è tanto ma perché questi, ma come fanno questi valori a rimanere? Cosa facciamo noi o cosa dovremmo fare per continuare a mantenere questi valori? Allora, come ci definiamo?
ci definiamo lavoratori. Questo è l'elemento centrale, dove il lavoratore è con la L maiuscola, nel senso che nel lavoro ci si riconoscono sia gli imprenditori che i lavoratori dipendenti, perché poi magari hanno l'aspettativa un domani di diventare a loro volta lavoratori autonomi. E questa è la nostra grande forza che, come potete vedere, ci differenzia dal resto dell'Italia. Questo è il grande valore. Vorrei sottolineare come l'aspetto della religiosità, che tanto aveva connotato il nostro territorio, sta in fondo a questa classifica. Come dire che l'elemento di discontinuità è che la religione, con questo non vuol dire che non sia più importante, ma la religiosità è diventato un elemento di sfondo nella vita dei soggetti, cioè non informa più le azioni e gli orientamenti delle persone, non divide più, salvo pochi aspetti, ma quello che divide, quello che differenzia ancora sono le culture politiche, ma molto meno la religione. Ma ripeto, poi vedremo, questo non significa che non ha più centralità, che non ha più valore. Di più, se noi ci guardiamo e ci domandiamo quali sono i punti di forza, quando dico noi, penso a noi veneti che siamo stati interpellati, vedete che l'elemento dell'imprenditoria è il punto cardine. Quindi lavoro e imprenditorialità. Questi sono gli elementi, la spina dorsale della nostra società. Non mi soffermo perché evidentemente abbiamo a che fare, cioè lo vediamo tutti i giorni e lo vediamo nella nostra storia. Però c'è un problema, che questa nostra società, che potremmo definire una società laburista non nel senso politico del termine, ma che ha nel lavoro il suo elemento caratteristico e caratterizzante, ecco, oggi rischia di essere un problema. Viene percepito come un problema. Perché se noi domandiamo ai veneti quali sono gli aspetti sui quali bisogna intervenire, vedete che il lavoro è il primo elemento. D'altro canto, come non spiegarlo? Nel giro di pochi anni siamo passati da un'economia che andava in cerca dei lavoratori perché non ne trovava, nel giro di un paio d'anni siamo esattamente in una situazione contraria, dove anzi dal lavoro si può essere espulsi e questo genera grande preoccupazione. Di più, se noi domandiamo ai veneti, ma considerata la crisi delle finanze, se ti venisse domandato di dare tu dei soldi per fare delle cose, delle opere, che cosa faresti? Ecco, come voi vedete, sono tre principali le cose sulle quali le persone sarebbero disponibili a tirar fuori soldi di tasca propria. Ospedale, un'impresa che dia lavoro e la scuola. Capite? Tenete presente che c'è soltanto un quinto della popolazione che o si dichiara indisponibile oppure dichiara di non avere le risorse per mettere dei soldi. Quindi 3 interpellati su 4 sarebbero disponibili a tirar fuori soldi di tasca propria per fare qualcosa. Ma soprattutto, ripeto, ha a che fare col tema del lavoro. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento ha a che fare con l'intraprendenza, perché anche qui se noi domandiamo ai veneti quali sono gli orientamenti tipici dei veneti, di loro stessi, vedete che c'è sì lavorare molto, ma c'è un secondo elemento fondamentale, che è quello di attivarsi senza aspettare l'aiuto delle istituzioni, che è la radice dell'autonomia. Non aspetto qualcun altro che arrivi, sia esso un ente pubblico o privato, ma mi do da fare autonomamente. E questo darsi da fare autonomamente ci richiama a un altro elemento che ha a che fare con l'identità locale. Anche qui, domandando ai veneti a quale entità territoriale sentono di appartenere di più, e qui potete vedere il confronto rispetto a un'altra indagine fatta nel 2006, tende a diminuire l'appartenenza locale e aumenta, forse anche come esito, diciamo così, dei festeggiamenti dell'Unità d'Italia, si sente di appartenere di più all'Italia. Con questo non vuol dire che non c'è un'appartenenza e un radicamento territoriale, ma cresce quella italiana, tant'è che se noi mixiamo, diciamo così, le risposte che sono state date, possiamo ottenere questa tipologia e confrontarla rispetto a pochi anni fa. Vedete che i localisti, cioè quelli che dicono sia in prima che in seconda battuta mi riconosco solo nel mio paese di origine, diminuiscono drasticamente, a favore di quelli che chiamiamo italo-locali, cioè quelli che dicono io sento di appartenere al mio paese ma anche all'Italia. Questo perché con le nuove tecnologie, le dimensioni, diciamo così, territoriali, i confini si rompono. E quindi le persone si sentono comunque con un bisogno di identità locale, ma spaziano nel mondo.
Ancora, andando avanti, vediamo l'ultimo aspetto del laico, che è il tema della coesione. Beh, innanzitutto, da un punto di vista, diciamo così, intenzionale, quantomeno, da un punto di vista di orientamento culturale, non possiamo non dire che la nostra non sia una società solidale. Se noi domandiamo alle persone, ma in caso di difficoltà lei crede che l'aiuto reciproco sia indispensabile? Quasi il 60%. Certo, voi direte, è un'intenzione che viene dichiarata, diciamo così, al telefono, chi non potrebbe non dirlo. Però è già importante che ci sia questo quasi 60% che dichiara questo istantaneamente. Allora proviamo a verificarlo nei fatti. Guardiamo per esempio la partecipazione associativa. Bene, la partecipazione associativa rispetto a 5 anni fa cresce ulteriormente. Guardate il dato delle sagre, le feste di paese. Praticamente 3 veneti su 4 hanno partecipato in modo più o meno attivo alle sagre. Allora uno dice, ma sì, ma che tipo di partecipazione è? Certo, non si va solo per mangiare o per bere, ma pensate a quante persone che stanno dietro a queste feste che organizzano e che sono, fra virgolette, diciamo, una delle nuove forme di coesione sociale. Ma poi guardate il resto, guardate la mobilitazione che c'è per i problemi della città, nell'associazionismo culturale, i problemi dell'ambiente, persino nella partecipazione politica, quando il Veneto tradizionalmente, diciamo così, è sempre stato molto attento. Quindi c'è una crescita di partecipazione sociale. C'è però un altro aspetto che, diciamo così, se c'è questo da un lato, ci sono degli aspetti problematici, perché quando noi domandiamo alle persone, ma in caso di difficoltà lei a chi si rivolgerebbe, vedete che le reti di coesione, le reti di solidarietà tendono a resistere, però tendono a resistere quali? Le reti corte, la famiglia e gli amici. Mentre lo stesso volontariato, che comunque, guardate bene, il 51% si rivolgerebbe al volontariato, che è già una cifra significativa, però vedete che le altre forme, diciamo così, di rete sociale tendono ad allentarsi. Guardate la parrocchia che passa nel giro di 7 anni da quasi il 50% al 36%, quando invece in questo territorio la parrocchia era tradizionalmente un elemento forte di coesione. Quindi le reti tengono soprattutto quelle corte, quelle più lunghe conoscono delle difficoltà. Però anche qui vale la domanda che dicevo prima. Nonostante tutto, la cosa che dovremmo domandarci non è tanto, oddio, cadono, si frantumano queste reti. No, queste reti tendono a resistere, come dovremmo fare per aiutarle a resistere ancora e ad implementarsi. Quindi vederle in positivo questo aspetto. Termino con i Veneti del futuro, allora, perché abbiamo chiesto, fra le altre cose, come si vedono i Veneti nel prossimo futuro. Per ognuna di queste voci è stata chiesta di dare una sorta di pagella, da 0 non vorrei, a 10 è l'aspetto, diciamo così, massimamente desiderabile. Questa è la classifica, vedete, con 3 gruppi sostanziali. Questi sono chi ha dato voti superiori all'8, quindi ci crede fortemente. Vedete, è innovativo, sicuro, solidale, verde, intraprendente, tollerante. Questi sono i valori sui quali vorrebbero che il Veneto del domani crescesse. Mentre, viceversa, vedete che ci sono una serie di valori che vanno dal padano all'individualista che invece raccolgono una quota, diciamo così, molto minoritaria di adesioni. Facendo delle elaborazioni particolari, statistiche che non vi sto qui a illustrare, abbiamo tirato fuori 4 tipologie di veneti, cioè le 4 anime del Veneto, che sono queste. Gli ego-pragmatici, così definiti, cioè quelli che mettono in maggiore risalto 4 valori, individualista, conservatore, consumista e padano. Sono circa il 14% del campione e sono in particolare i cinquantenni, i lavoratori autonomi, bassa scolarizzazione, quanti hanno una frequenza saltuaria alla messa e si autocollocano a centrodestra. Questa è un'anima. Ce n'è una seconda che abbiamo definito dinamico-progettuale, circa un quarto del campione. E qui i valori quali sono? Intraprendente, metropolitano, avere una politica lungimirante. E qui sono soprattutto i più giovani, il ceto medio, chi ha un titolo di studio elevato, chi frequenta saltuariamente o addirittura non frequenta la messa e si autocolloca al centro-centrosinistra. Terzo gruppo, quelli che abbiamo chiamato i fraterni, nel senso che
hanno come valori di fondo l'essere tollerante e il multietnico, cioè chi guarda al Veneto del futuro, ma che per carità è già oggi, così. E qui sono in particolare le donne, che ha un'elevata scolarizzazione, una frequenza assidua alla messa e autocollocato a centro-sinistra. Questo gruppo fa circa il 30%. Infine, ma non per importanza, quelli che abbiamo definito i vandeani, la Vandea, cioè quelli che mettono l'accento su due valori fondamentali, il Veneto cattolico e sicuro. Sono soprattutto gli ultra 65enni, gli operai, chi ha una bassa scolarizzazione, chi va a messa tutte le domeniche e si autocolloca a centro-centrodestra. Allora, sono qua le 4 anime che sono dentro al Veneto. Ci si può riconoscere di più e di meno, ma c'è questo gruppo e tutti legittimamente ovviamente consistono nel nostro territorio. Infine vengo a un aspetto critico che ho definito di strabismo fra come noi ci vediamo e come riteniamo di essere rappresentati o percepiti dagli altri. Allora vediamo come si vedono i veneti. Questa è la classifica. Si vedono soprattutto lavoratori e, sottolineo, guardate dove sta la dimensione religioso, all'ultimo posto. Questo è come noi ci percepiamo, ma come sentiamo di essere percepiti dagli altri, ecco qui sta lo strabismo, perché sentiamo di essere percepiti dagli altri fondamentalmente diversi, molto meno lavoratori, ma molto più attenti al guadagno più che alla cultura, egoisti, mai insoddisfatti, autonomisti. Proviamo a pensare quali sono le immagini che circolano nei media dei veneti o dei nordestini più in generale e credo che ci ritroveremo in questa foto. Di più, se domandiamo ai veneti come si vedono rappresentati nei media, ecco come, diciamo così, vedono la loro rappresentazione mediatica. Vedete che soprattutto autonomisti e razzisti, oltre che lavoratori, queste sono le altre 2 dimensioni che vengono sottolineati, e questo invece è come si vorrebbe essere visti. Da un lato lavoratori, ritorniamo, ma poi soprattutto come solidali e accoglienti, cioè come in realtà siamo. Quindi questo ci pone un problema, e termino, anche sulla nostra capacità non solo e sempre di sentirci dire non siamo rappresentati bene, no, l'interrogativo vero che ci dobbiamo porre è cosa facciamo noi, come fanno le classi dirigenti, a rappresentare adeguatamente questo Veneto. Grazie. Abbiamo visto in maniera sintetica ma estremamente efficace il riassunto di questa ricerca, il tema di come i veneti si vedono e di come in qualche modo sono percepiti. Allora, poi mi dite dalla regia quando c'è il collegamento con il professor De Rita, al quale naturalmente rivolgeremo una domanda che è in sequenza a quello che ha detto il professor Marini. Però in attesa di questo collegamento io comincerei con i nostri 2 ospiti, Andrea Ariello e Tiziano Scarpa, e chiederei innanzitutto un commento a caldo su questa ricerca, su come guardavamo prima insieme al vice sindaco di Padova, che ringrazio per la sua presenza, la percentuale delle 4 categorie, e stavo cercando di capire come si potrebbe formare una maggioranza, insomma, no? Perché avete visto, i fraterni sono l'ago della bilancia, insomma, no? Per cui in qualche modo o i fraterni si alleano con gli innovatori e i dinamici. Come mai c'erano Faceva più di 100 perché in Veneto si fa anche più di 100, evidentemente c'era anche una doppia, però succede anche questo in Veneto, che le percentuali vengono in qualche modo aumentate oltre 100, però insomma immagino che ci sia anche qualche doppia appartenenza. Andrea Ariello, un tuo giudizio a caldo, non ti chiedo in quale categoria ti attribuisci, ma insomma posso immaginare, insomma, però se questa rappresentazione del Veneto nelle sue qualità e anche nei suoi difetti
ti soddisfa e se tutto sommato si pone anche, Andrea, il problema cosa facciamo per essere percepiti meglio, insomma, se non qualche volta forse ci siamo un po' adagiati su alcune rappresentazioni di comodo, su alcune etichette che in qualche modo rappresentavano qualche aspetto, qualche qualità, ma non ci siamo forse mai preoccupati di dare una rappresentazione coerente e completa, forse perché il tema della comunicazione non è mai stato tra le priorità di questa regione. Andrea. Buonasera a tutti. Prima di risponderti, direttore, permettimi di dire due parole di ringraziamento e di complimenti, non è il mio, l'ho spento, e di sinceri complimenti e congratulazioni al professor Ferro. Io non ero mai stato qui, è una colpa mia e non del professore. Ho visto che nemmeno mio padre c'era stato e condivido con lui la responsabilità allora di non avermi mai portato. Ho girato a destra da quella statale che è la tipica statale veneta. Sarà concorrenza del Sole 24 ore. Sì. E mi sono trovato davanti una struttura che non mi ricorda gli stereotipi delle strutture di accoglienza che abbiamo in questo paese, anche nel nord-est, che pure è tanto avanzato. Quindi con veramente il cuore non posso che essere onorato ed orgoglioso di quello che ho visto io qua oggi e di farmi carico di esserne testimone. Farmi carico di esserne testimone perché ancora una volta questo territorio ha saputo esprimere una straordinaria eccellenza. Detto questo, il professor Marini io lo conosco bene e da veneto orgoglioso di essere veneto penso che vedo nella sua ricerca, nelle sue conclusioni, un qualche cosa che probabilmente noi tutti già sapevamo perché nella media siamo così. Ci riconosciamo in queste percentuali, qualcuno sarà un po' più spostato verso una linea o verso l'altra, comunque è vero, il Veneto ha queste straordinarie capacità e caratteristiche positive con al primo posto sicuramente quella L di lavoro. C'è un problema di percepito, c'è un problema di comunicazione, magari ne parliamo dopo. Certo. In senso positivo, visto che ho anche avuto il piacere di sentire le due parole di mio padre all'inizio di questo dibattito, e non è mai facile parlare quando in prima fila si ha un padre così. Io posso dire che i nuovi veneti, se posso considerarmi un nuovo veneto, sono pronti, secondo me, a raccogliere il testimone. Non è facile perché, al contrario di quella che è la generazione che mi ha preceduto, le generazioni che mi hanno preceduto, commentavamo prima, non abbiamo fatto così tanta fatica per arrivare fin dove siamo oggi. Siamo una generazione che ha usufruito molto delle grandi fatiche dei nostri nonni e dei nostri padri. E quando non si è allenati, sia questo per fare impresa o per fare solidarietà o per fare anche semplicemente una salita in bicicletta, è più faticoso farla. E io penso che il punto di partenza per raccogliere questo testimone sia essere positivi, essere ottimisti, perché il futuro positivo dobbiamo guadagnarcelo. E in questo senso io penso di poter raccogliere come emblema tra padre e figlio questo testimone e garantire alle generazioni che già stanno arrivando e che sono sul fiato sul collo, che ci chiedono che Veneto lasceremo loro, l'impegno a fare fatica perché questo territorio, insieme a tutto il nostro paese, sia migliore nei prossimi anni, guardando, come hai detto giustamente tu, di più al domani rispetto a perdere tempo a osservare troppo il presente. Bene, grazie Andrea per queste tue considerazioni. Io poi dovremo vedere un filmato sui nuovi veneti e lo vedremo, ma prima però sentirei un attimo Tiziano Scarpa
un suo giudizio su questa ricerca. E prima di arrivare a questo incontro Scarpa mi diceva insomma, che più volte si era trovato, diciamo, nella sua attività a sentir parlare gli altri dei veneti, a dover in qualche modo raccontare agli altri di come sono i veneti. Ma sì, mi è capitato qualche giorno fa in treno, una cosa molto sgradevole, sentire una conversazione di una ragazza che si era con un'amica che si era iscritta all'università a Venezia e la sua amica, insomma questa ragazza era del sud, la sua amica le chiedeva se non era un po' preoccupata, perché ha detto ma guarda sono un po' razzisti lì, non è che non era bello sentire questa conversazione in questi termini, però penso che anche sia successo a questa regione, all'animo di questa regione, qualcosa che riguarda proprio qualcosa che è molto più profondo della percezione, che è un po' un termine anche un po' feticcio, viene usato molto spesso oggi, la percezione, come veniamo percepiti, come ci si percepisce, come ci percepiscono gli altri, è qualcosa che riguarda profondamente l'animo dei veneti, secondo me. Ci riflettevo qualche tempo fa considerando quanti anche santuari mariani ci sono in questa regione, che è indice probabilmente di un complesso di innocenza. Proprio un complesso di innocenza, il contrario del complesso di colpa, il considerarsi in qualche maniera, che poi è anche il contrario del cattolicesimo. Il cattolicesimo ha insegnato il peccato originale e invece i veneti nel culto mariano probabilmente hanno un ideale di innocenza e vedersi invece considerati cattivi, poco accoglienti, addirittura egoisti o sul punto dello sconfinamento nel razzismo, l'intolleranza, attenti al guadagno anziché all'innovazione o al gusto del lavoro, che è assolutamente dignitoso, onorevole, perché lavorare per inventare, per produrre, per creare le condizioni del benessere, della felicità, è qualcosa di assolutamente positivo, mentre in questa accezione negativa è particolarmente doloroso per chi ha il complesso di innocenza, Poi mi viene da dire anche che per la mia esperienza, perché più che fare discorsi generali a me piace parlare di cose che ho visto, che ho esperito, che ho vissuto. Ho fatto parte, sebbene come collaboratore negli anni 90, di una rivista che si chiamava La Terra vista dalla Luna, ed era una rivista di Goffredo Fofi che cercava di mettere insieme proprio le varie realtà del volontariato italiano, facendole interagire con mondi della cultura, dell'editoria, e partecipavo a delle riunioni di redazione, poche per la verità, a Milano e a Roma, e alcuni dei ragazzi, perché erano per lo più giovani, sociologi, gente che faceva volontariato di tutti i tipi, operatori di strada contro lo spaccio, eccetera, eccetera, dicevano sì, io scrivo per la tua rivista, Goffredo, però sai quanto ci ho messo per mettere su 3 cartelle, un'ossessione, un mese intero, perché io non ho confidenza con la scrittura. E quindi tanto più importante e meritevole, meraviglioso che ci sia chi ha la confidenza con la comunicazione, con la scrittura, che dia voce, che dia visibilità e descrizione, che vada sul campo a incontrare queste persone e li narri, li metta in evidenza, in quanto nonostante tutta la diffusione della rete, l'alfabetizzazione digitale che c'è stata, la confidenza con la scrittura, chi oggi non ha un profilo Facebook, un blog, nonostante questo c'è fatica e difficoltà a descrivere, anche perché queste persone, se fanno veramente impegno nell'imprenditoria, nel volontariato, non hanno neanche tempo, come posso dire, di fare ufficio stampa di se
se stessi, e quindi è assolutamente essenziale fare, e meritevole fare questo lavoro di messa in evidenza. Spero che poi queste notizie filtrino, esondino oltre, come dire, un supplemento, ma arrivino anche alle testate nazionali, perché anche questo è un problema ponte. C'è una necessità dei veneti di superare il proprio complesso di innocenza, di non autodescriversi come santi e nati senza peccato originale, però c'è anche un problema di farlo capire fuori agli altri, appunto, che non succeda più che appunto una normale studentessa che si iscriva all'università si senta dire dalla sua amica: ma sei sicura di iscriverti a Venezia, che i veneti sono razzisti? Questo e tu che vieni dal sud, che mi raccontava prima. Sì. Bene, allora grazie a Tiziano Scarpa. Naturalmente noi ci candidiamo per pubblicare una rivista, La Terra vista dal Veneto, no? Che potrebbe anche essere una buona idea. Allora vi volevo dire, prima poi di collegarci con Beppe De Rita, che noi abbiamo fatto come Corriere un lancio di questo convegno su Twitter, che come sapete è uno dei social network più in voga. E allora alcuni di questi sconosciuti, perché poi il problema dell'identità sui social network è un problema molto forte, nel senso che tutti si mascherano dietro, però questo ha un che di settecentesco e persino di Veneto che tutto sommato neanche piacevole. E allora alcuni hanno anche reagito al titolo del nostro convegno dicendo, insomma, vecchi e nuovi veneti, leggo una cosa che mi è arrivata adesso, sono sempre stati solidari e accoglienti, primi in volontariato e primi in integrazione. Insomma, questo tanto per dire cose sparse che arrivano, io non so neanche se il nome... È il professor Ferro che l'ha scritto. No, non credo che sia il professor Ferro. Il professor Ferro arriva su tutto, anche su Twitter, esatto, ma non credo che sia stato così tempestivo. Insomma, questo. Tra l'altro, questo in omaggio, dobbiamo dare un omaggio ovviamente anche al professor Ferro, l'istituzione che ci accoglie. Prima Daniele Marini aveva svolto l'acronimo laico e allora io per gioco mi sono peritato di svolgere l'acronimo cattolico, e allora ve lo suggerirei se volete, che è comunione, attività, territorio, tradizione, operosità, lungimiranza, istruzione, civismo e occidentale. Andrea, c'è ancora questa imprenditorialità? Tu come imprenditore, anche come rappresentante confindustriale, vedi ancora questo sacro furore? Oppure questo senso di appagamento ha fatto venire in meno un po' questo spirito imprenditoriale che caratterizza fortemente questa regione? E poi mi sembra, tu lo hai sottolineato alcune volte, che c'è un problema, insomma, la vera sofferenza poi riguarda il ceto medio. Qui si è formato un ceto medio estremamente interessante, più colto di un tempo, più aperto, più internazionale, ed è forse il ceto medio che spesse volte è costituito dal lavoro indipendente, quello che soffre maggiormente, forse non ha soltanto problemi economici, ma soffre anche una crisi di identità. Io penso che partendo dalla crisi di identità si possa capire un attimo qual è il sentiment di chi fa impresa su questo territorio nei confronti del suo lavoro quotidiano e anche nei confronti di chi questo Paese ha il dovere di governare. Sulla comunicazione io penso che chi ha l'onore e qualche volta anche il privilegio di rappresentare degli interessi, che siano quelli degli imprenditori o siano quelli dei sindacati o semplice associazionismo e volontariato, dovrebbe recuperare quello che io dico è il coraggio di prendere nei momenti in cui serve delle posizioni scomode e non di farlo quando è divenuto comodo prendere delle posizioni di contrapposizione. Bisogna avere il coraggio di subire anche le conseguenze quando è il momento di richiamare i propri associati, i propri colleghi, i propri governanti a quelle che sono le aspettative della gente che in questo territorio sono sempre alte, ed è vero che forse qualche volta predichiamo male e razzoliamo molto meglio. Detto questo, io non penso che ci sia questo sentiment di appagamento. Io penso che in questo territorio, ma vedo in molte parti del nostro Paese, ci sia ancora una straordinaria volontà di fare bene. Ed è talmente forte che
siamo entrati in crisi perché non ci sentiamo sufficientemente tutelati, proprio come ceto medio. Oggi sembra che essere ceto medio in questo Paese sia quasi un qualche cosa che non va bene, perché vediamo che vengono enfatizzati da una parte i privilegi massimi, cioè coloro che sono in cima alla fama, al denaro, al potere, e dall'altra parte vengono comunque tutelati coloro che hanno ancora una situazione personale non dico di indigenza, ma di grande difficoltà. Essere ceto medio oggi sembra non essere di moda. E invece questo Paese ha bisogno di recuperare, a mio avviso, la dignità e l'orgoglio di essere ceto medio, perché i paesi, i popoli, le nazioni e anche i tessuti imprenditoriali vivono dei ceti medi, che nel nostro caso, sul nostro territorio, è formato da quello che noi chiamiamo la piccola impresa. Si è smesso da qualche anno di parlare di piccola impresa, si è spostato il discorso su chi opera in regime di monopolio e chi opera in regime di mercato protetto rispetto al regime di concorrenza. Secondo me in questo Paese bisogna che torniamo a parlare di ceto medio ed essere orgogliosi di dire apparteniamo a questa classe. Io penso che bisogna tornare a parlare con positività di quella che a me piace definire l'opportunità normale. Ci stanno togliendo forse la voglia di avere un'opportunità normale di progredire un poco. Io vedo che c'è, lo si nota con la sempre maggiore ricerca dell'opportunità straordinaria che è il Superenalotto. Si cerca di trovare attraverso un colpo di fortuna che può essere anche l'amicizia, la conoscenza, la scorciatoia per diventare classe dirigente di questo Paese. Penso che dobbiamo stare con i piedi per terra, in modo molto umili, essere orgogliosi di quello che facciamo, per quanto poco esso possa essere orgogliosi di dare un posto di lavoro in più e non 1000 posti di lavoro in più, essere orgogliosi di essere riusciti a non ridurre i posti di lavoro di un solo dipendente, e ricercare quella che è l'idem sentire di questo Paese e di questo territorio, che è quello di essere delle persone normali che mettono al primo posto della loro vita il lavoro, la famiglia, la crescita, il lasciare qualche cosa di più. Forse sarà difficile, ma sicuramente potremmo lasciare qualche cosa di migliore rispetto a qualche cosa di più. Ecco, in questo senso io penso che dobbiamo ritornare ad essere responsabili di rivendicare quelli che sono i diritti della normalità. Noi d'altronde in Veneto amiamo più la normalità che le anormalità nei due sensi. Vogliamo essere persone normali che conducono una vita normale, ma anche che possono avere un'opportunità normale di miglioramento. La normalità è il valore che spesso al di fuori del nostro territorio viene percepito o interpretato come sudditanza, debolezza, sussidiarietà. Io penso che questo sia anche responsabilità nostra far sì che non avvenga. Non è colpa dei media, è colpa della rappresentazione, è colpa anche di coloro che, avendo grandi responsabilità magari a livello nazionale, appena escono dal nostro territorio cercano di smarcarsi dalle loro origini. Sembra quasi che più di altri che si vantano di venire da Milano, e qualsiasi riferimento non è casuale, sembra quanti che appena qualcuno esce dal nostro territorio e assume posizioni di carattere di prestigio nazionale, non parliamo internazionale, si dimentichi, abbia un po' vergogna di dire che viene dal Veneto. Ecco, non dobbiamo farlo, dobbiamo rivendicare con orgoglio l'appartenenza senza però come possiamo dire, senza subirne poi l'accezione negativa, l'appartenenza di essere italiani di un territorio straordinario come il Veneto, che ha sofferto tanto, ha dato tanto e tanto può dare a questo nostro Paese. Io penso che sia questa la chiave di lettura dei prossimi anni, la normalità. Bene. E non c'è bisogno neanche di bussare alla porta delle regioni a statuto speciale, insomma, quindi meglio lasciar perdere. Lo apriamo se vuoi. Meglio lasciar perdere. Poi no, ma è un altro discorso. È un altro discorso, poi io sono di origine bellunese, quindi
E spesse volte naturalmente i miei amici padovani dicevano tu vieni troppo dalla montagna, quindi vieni troppo dall'alto, quindi in provincia di Belluno ci sono molti che vorrebbero essere in provincia di Trento, ma questo fa parte, diciamo, della ricchezza campanilistica di questo paese, insomma. Però quello che diceva prima il professor Marini, e questo mi dà lo spunto anche per introdurre la domanda a Tiziano Scarpa, è che in questa regione si può toccare con mano che le diverse appartenenze non sono una in conflitto con l'altra. Io posso essere benissimo legato alla mia terra, sentirmi nello stesso tempo molto veneto, ma anche molto italiano, ma anche molto europeo, ma anche molto internazionale. Non c'è contraddizione tra le appartenenze. Le appartenenze, quando sono appartenenze vere, quando sono appartenenze critiche, quando non sono il riserrarsi in un maso chiuso nella paura di confrontarsi con gli altri, sono ricchezze. E quando ci si rifugia e ci si nasconde e in qualche modo si rinuncia a vivere come esseri contemporanei, quello è il momento di un declino, che prima di essere un declino economico è un declino morale, è una sorta di involuzione sociologica che in qualche modo è uno degli aspetti, se vogliamo, di questa società, ma non è così sviluppato in senso negativo come avviene in altri paesi, perché guardate, il nostro paese ha tantissimi problemi e sono sotto gli occhi di tutti, però ha grandi ricchezze che sono quelle che abbiamo visto anche nella indagine sul Veneto, ma ha uno straordinario capitale sociale che purtroppo non entra nella contabilità nazionale. No? Il volontariato, le relazioni, le comunicazioni, il buon umore, l'attenzione nei confronti degli altri, sono tante ricchezze. Uomini d'azienda potrebbero chiamarli intangibles, no? Nel senso che invece sono molto tangibili, insomma, nel senso che si apprezzano tutte le volte perché fanno parte, diciamo, del nostro vissuto quotidiano. C'è la famiglia, e poi c'è una grande coesione sociale, se ci pensate. Altri paesi, con altri sistemi, con altre etiche pubbliche con i quali spesse volte ci confrontiamo, che sono certamente migliori dei nostri, ma hanno una fragilità nel tessuto sociale e non avrebbero mai sopportato difficoltà politiche ed economiche come quelle che stiamo sopportando noi. Allora noi dovremmo avere maggiore considerazione per queste ricchezze, non tanto per cullarci su qualcosa che abbiamo, ma anche per coltivare la paura di perdere anche questi ancoraggi sociali e anche questa forma comunitaria che poi si esplica in un grande principio di sussidiarietà, perché questo, e il Veneto è la dimostrazione di questo, cioè la dimostrazione dell'applicazione di un principio di sussidiarietà che è quello che informa l'Unione Europea, cioè che noi cerchiamo di fare tutto quello che è possibile da soli, in privato, in piccole comunità, e lo Stato viene dopo e si occupa di questioni più grandi, di questioni più larghe, ma il principio di sussidiarietà è proprio questo. Posso fare una considerazione senza togliere spazio al nostro amico Tiziano, veneziano di origine trevigiane. Io penso che dalla ricerca emerge un'altra qualità di questo popolo, del popolo veneto. Noi siamo previdenti, è una caratteristica nostra. Il famoso detto non fare il passo più lungo della gamba, ce lo siamo sentiti dire da quando andavamo all'asilo. Siamo delle persone previdenti. Ecco, in questo momento, se possiamo allargare, vista la mia provenienza, il discorso anche ai temi di carattere economici e molto più attuali, avendo tu ricordato le tue origini bellunesi, abbiamo anche un ministro dell'economia che è di origine bellunesi. Io personalmente non sono d'accordo con questo tiro al piccione ferito che sta avvenendo in queste settimane sul nostro governo, su alcuni rappresentanti del nostro governo. Io cerco di guardare un pochettino più avanti e tutto sommato, se vado a giudicare come devo fare da imprenditore o rappresentante degli imprenditori i provvedimenti che sono stati presi, posso non essere d'accordo sulla forma, sui tempi. Ecco, forse un qualche cosa che è mancato e che invece si può dire di questo governo, di questo Parlamento, sono due cose che sono valori fondamentali, quindi essere previdenti e un'altra cosa è l'esempio. Non lo dico perché è qua, però
il Veneto cresce dicendo ai propri figli: se tu non fai per primo una cosa, come fai a chiedere agli altri che la facciano? Allora, essere previdenti che cosa significa? Il nostro ministro, ad esempio, di questo io non sono contento. Il nostro ministro Tremonti è una persona di straordinaria qualità, probabilmente conosce molto bene i meccanismi dell'economia mondiale, molto di più di chiunque altro in questo paese, o come soltanto qualche altro poco. Quando 2 anni fa, 24 mesi fa, si prospettò nel suo videogames, continua questo videogames che porta una sfortuna pazzesca secondo me, quel mostro che era il problema Grecia, che era un altro mostro che stava entrando. Io penso che in quel momento avrebbe dovuto avere il coraggio, e non l'ha avuto il governo insieme, non ha avuto la politica, avere il coraggio di prevenire ciò che alla fine sapeva e sapevamo avrebbe dovuto fare. Da lì a qualche mese è capitato quest'estate che ha dovuto farlo. Ma non tanto perché prevenire è meglio che curare, siamo sempre i famosi detti della nonna, quanto perché ci avrebbe permesso di uscire a testa alta e ci avrebbe permesso di parlare ai nostri interlocutori europei dicendo: ci siamo arrangiati, cosa che normalmente noi facciamo su questo territorio, orgogliosi di dire l'abbiamo già fatto, non abbiamo bisogno che ci diciate cosa dobbiamo fare. E se ciò non fosse successo, è vero che parlare col senno di poi è facile e si va a nozze, ma è bello ogni tanto parlare anche col senno di poi. E se questa crisi non fosse stata quello che poi è stato, forse avremmo avuto, che non sarebbe stato male, il debito un po' più basso, qualche risorsa in più da investire nelle infrastrutture. In primis, e dico una cosa che mi sta a cuore in questo Veneto trascurato, nelle infrastrutture, per cui non siamo riusciti a sentire, mi dispiace, il professor De Rita molto bene. Io sfido chiunque a fare un viaggio da Legnago a Mantova o da Legnago a Padova e fare una telefonata in macchina. Qui abbiamo venduto le licenze UMTS e adesso quelle di terza generazione, cercando e chiedendo a questi semi-monopolisti poi di garantire la copertura del 98% della popolazione 15 anni fa. Sarebbe ora che chiedessimo loro di garantire il 98% di copertura del territorio, non soltanto della popolazione. Questo non sarebbe una brutta cosa per fare di questo paese un paese più civile e meno somigliante a un paese da definire in via di sviluppo. Ecco. L'altra cosa, e chiudo, oltre alla prevenzione, è l'esempio. Noi razzoliamo bene e predichiamo male, ma se, come è capitato, si continuerà a far sì che tutte le volte che andiamo a parlare di riduzioni concrete, non della spesa pubblica, non del sociale, non delle spese universitarie, ma degli sprechi, i vari corporativismi, a partire anche da noi stessi, si mettono di traverso, questo paese farà veramente fatica a diventare un paese più moderno. Io vorrei solo che il paese si modernizzasse un po'. Non che si facessero tutte queste riforme, si continua a parlare di riformiamo tutto, modernizziamoci un po'. Secondo me la modernizzazione non è un qualche cosa di irraggiungibile, è un qualche cosa che ci spetta perché abbiamo il diritto di vivere in un paese più moderno. Questo era quello che volevo dire. Grazie Andrea. Abbiamo visto alcuni aspetti più critici, insomma, della ricerca, soprattutto la presenza di quella categoria che Daniele Marini ha chiamato i vandeani, che sono circa il 40% del... Ecco, io non so fino a che punto contribuisce a gonfiare questa rappresentanza di vandeani anche quel senso di spaesamento che è tipico di una società che invecchia, no? Cioè, questo è un aspetto che abbiamo visto ovviamente in tutte le regioni, in particolare nelle regioni più evolute, che sono diventate giocoforza le regioni più anziane. E questo senso di spaesamento si è portato anche appresso un disorientamento dovuto anche alla perdita di simboli nel nostro territorio, no? Cioè, spesse volte noi usciamo di casa e potremmo trovarci anche in un altro paese,
in un'altra nazione. Insomma, c'è stata, diciamo, una globalizzazione dei marchi, delle identità locali, insomma, la capacità di aggregazione è venuta meno, anche se la ricerca di Marini ci dice che c'è uno spirito partecipativo veneto molto, molto forte. Ecco, ma questo spaesamento è un po' la condizione di vita dell'uomo contemporaneo, che spesse volte fatica a riconoscere le proprie radici e qualche volta è straniero nel proprio paese. Sì, ma visto che fra l'altro è girata questa frase che i veneti predicano male e razzolano bene, questo era uno dei un'acquisizione, una sintesi che avevano fatto in una loro ricerca ad aprile del 2007 Ilvo Diamanti e Natascia Porcellato a proposito di una valutazione degli indici di integrazione e di fatto, di concreta, fattiva capacità di accoglienza degli stranieri, dei lavoratori, che non corrispondeva a spesso al modo in cui vuoi rappresentanti politici o vuoi altre persone deputate in qualche maniera a descrivere e appunto a rappresentare questa situazione davano di sé come immagine dell'esistente. Quindi c'era questa dismisura, discrasia, incompatibilità fra la sostanza reale e quello che veniva rappresentato, che non somigliava ai fatti. Questo giusto per dire da dove venisse questa frase che è circolata fra noi, il predicare male e il razzolare bene. Peraltro, insomma, anche per rifarci a quel complesso di innocenza di cui parlavo prima, non è che tutto sia così idilliaco, perché di fatto con dei miei colleghi, come chiamarli, se si possono chiamare colleghi degli scrittori, abbiamo sentito un po' la necessità alcuni anni fa di rappresentare anche noi questa insofferenza, perché diciamolo, perché questo supplemento mensile si chiama I Nuovi Veneti. Marca una chiara distinzione fra quelli che sono i vecchi veneti, non i vecchi anagraficamente, ma appunto questo grumo nel quale non ci si riconosce probabilmente più, che non rappresenta la realtà dei fatti, che non rappresenta l'innovazione, l'investimento nel futuro, il credere nel raggiungimento fattivo della solidarietà, dell'impegno, dell'intraprendenza, dell'impresa, dell'invenzione, della creazione, del sogno anche, del sogno. Ecco, tutto questo è nuovo rispetto a quello che è un vecchio Veneto. Dove sta questo vecchio Veneto? Forse nella sbaglio o anche proiezione degli altri, nella nostra mancanza di fiducia. Dove sta questo vecchio Veneto con il quale non vogliamo più avere a che fare, che non è un Veneto vecchio negli anni, è un vecchio Veneto proprio anche nelle vecchie storie che ci raccontiamo. Siamo d'accordo, i nostri genitori, mia madre andava alla fine degli anni 40 a prendere l'acqua nel pozzo, andava a scuola e tornava coi geloni ai piedi perché non aveva di che calzare qualcosa di più protettivo, la riceveva su travi molto diverse da queste, la visita notturna dei topolini che insomma correvano sulla sua camera, e sto parlando di una generazione, non sto parlando di nonni, di bisnonni, sto parlando di mia madre nella provincia veneta, Biancade, comune di Roncade, provincia di Treviso, del mio ramo trevigiano, l'altro è veneziano, così. Ecco, quindi noi raccontiamo questi miti fondativi, però anche lì con questo complesso di innocenza, e non siamo più quelli, se da un lato abbiamo un'insofferenza per dire non siamo né più miseri ma nemmeno cattivi, razzisti, intolleranti, perché se andiamo a vedere al di là della rappresentazione o di certe uscite infelici o certe iniziative sostanzialmente infelici con le quali ci siamo schierati in maniera
maniera netta e oppositiva con quel poco che abbiamo potuto fare noi scrittori, certe iniziative di sindaci inaccettabili per la civiltà occidentale, che vanno a minare il concetto di cittadinanza, che ci abbiamo messo 2500 anni ad applicare quello che hanno intuito i greci. Ecco, nel mentre appunto non dobbiamo pensare di essere innocenti, abbiamo anche questa insofferenza a dire siamo un po' diversi se non nuovi. Questa testata sarebbe difficile pensarla i nuovi lombardi, i nuovi campani, i nuovi calabresi. Forse in certe regioni sì, ci sarebbe la necessità di rappresentare un'altra parte, che non è un'altra parte, badate bene, politica, ma anche una parte temporalmente nuova, no? Nuovi nel senso non è una questione davvero di schieramenti politici, ma e nemmeno generazionali, ma rigenerata e con la capacità di rigenerarsi. Chiudo parlando di simboli, simboli che ci sono, che non ci sono più, che sussistono, che persistono, che vengono sfruttati. Quale simbolo più sfruttato, il sottoscritto ne sa qualcosa, è quello di Venezia, no? Perché c'è anche questa strana eccezione nel Veneto, Venezia. Io non ne posso più, spesso quando vado all'estero, insomma, per traduzione di libri, mi chiedono ossessivamente di Venezia, 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 Venezia. È un mito che persiste, che sussiste, che viene sfruttato, ma come si è costruito questo mito? Si è costruito anche da una rigenerazione in termini e in tempi di difficoltà. Fra 6 e 700 Venezia si è reinventata come una specie di nuova Hollywood, Las Vegas, Broadway e Disney, perché ha reinventato con l'opera lirica, i primi teatri a pagamento dell'Occidente. Per la prima volta si è pagato il biglietto per andare a teatro musicale in Occidente, a Venezia, con la moda del caffè, con prostituzione per tutti i gusti, diciamola tutta, con gioco d'azzardo, eccetera. Cosa voglio dire? Che in tempi di difficoltà economiche, di decadenza totale, ha inventato delle cose che sono state talmente efficaci anche nel male, perché non è così bello vendere solo la messa in scena turistica di sé, è chiaro, però anche molto profonde, nel bene e nel male, senza complesso di innocenza, senza complesso di colpa, bisogna parlare. Ecco, la mia città ha reinventato se stessa. Fino al 500-600 era una potenza economica proprio dura del primario e del secondario, poi si è buttato tutto sul terziario ha inventato la società dello spettacolo, Venezia, fra 6 e 700, che ancora prospera e decide non solo le nostre economie o una buona fetta delle nostre economie, ma anche la nostra politica. Ecco, no? Quindi non ha inventato una cosa da poco Venezia. E quindi questa capacità rigenerativa di reinvenzione dei tempi di difficoltà si vede da lì. Il nostro popolo, se posso usare questo termine, ha davvero dimostrato la capacità, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ha tirato fuori un'invenzione, qualcosa di inaspettato, qualcosa che non derivava soltanto dall'indagine sociologica o dal sondaggio, qualcosa che è anche una capacità di rischio, di sogno, di proiezione, di creazione, mi viene da dire. Grazie a Tiziano Scarpa. C'è la trama di un nuovo romanzo. Allora noi finiamo qui, vi ringraziamo. Adesso c'è questo filmato con i testimonial, i nuovi veneti. Noi possiamo concludere dicendo che siamo orgogliosi di essere veneti, non avendo il brevetto. Se gli altri ci imitano non ci offendiamo. No? Va bene. Grazie. Grazie a tutti. Allora, il video e poi Alessandro Russello che ci illustra l'iniziativa editoriale del Corriere del Veneto. Grazie. Scienza e carità messi insieme e dall'altra valori con efficienza e risultati.
La capacità imprenditoriale nei campi dell'agricoltura e della piccola e media industria. La passione per il lavoro, i geni che abbiamo, perché abbiamo tante persone preparatissime che vengono fuori dalle nostre università e che purtroppo non vengono aiutate economicamente, per cui devono espatriare. Sono i valori dell'intraprendenza, dello spirito di sacrificio e della generosità. Nel campo della ricerca biomedica io posso dire che il Veneto è molto forte. I gruppi veneti possono partecipare a cordate internazionali e quindi questo significa che le cose si possono fare. Un buon libro, un buon teatro, un buon film, reimparare a cantare. La sicurezza non solo intesa come sicurezza da aggressioni, ma sicurezza economica, sicurezza del posto di lavoro. Creare dei luoghi di incontro dove le persone possono appunto convivere, discutere, parlare. Ritornare a fare grossi investimenti sull'educazione e sulla formazione dei bambini, dei ragazzi, dei giovani. Esiste un Veneto solo a Schei e Capannoni. Esiste anche un Veneto lavoratore, sobrio, serio, solidale col più povero. Non vuol di solito farlo sapere e anche si fida poco. E quindi la conclusione è che emerge solo la prima faccia della medaglia. C'è anche una colpa nostra, che è nella nostra mentalità non interessarsi di questo problema. Il Veneto dice: io non vado a combattere, non vado a combattere. Il Veneto potrebbe ricostruire un'immagine molto positiva facendo leva proprio sulla rete straordinaria di associazioni di volontariato che contraddistinguono il territorio veneto. La mia famiglia è una famiglia aperta, mio padre è napoletano e mia madre è toscana, e mio nonno, quindi il padre di mia madre, lavorava per la FAO molti anni fa e quindi aveva girato moltissimo il mondo e questa è una cosa che ha influenzato il mio modo di essere. Io sono uno scienziato made in Italy, ma sono uno scienziato senza confini, tant'è che mio marito è straniero. Nella mia crescita di sicuro hanno influito in maniera importante la famiglia e il patronato della parrocchia nella quale sono cresciuto come ragazzino, perché in quel contesto sono stato più portato a confrontarmi con gli altri e non a pensare solo a me stesso e soprattutto a guardare chi aveva bisogno, chi aveva meno di me, chi viveva una sofferenza. Io sono nato in una famiglia di medici e ho appreso la capacità di saper ascoltare, di saper condividere i problemi con il paziente, che non è mai un caso, ma è un uomo con cui parlare e confidarsi. Parlo dell'ambiente sia ecclesiale che quello socio-culturale, mi ha influenzato perché non c'è dubbio che è un Veneto brontolone e insoddisfatto, ma anche molto operoso, positivo, serio, affidabile. Ho aiutato il mondo agricolo a rimanere in montagna e a produrre prodotti di qualità. E questa credo una cosa importante in un'economia generale del Veneto. È sufficiente che ognuno di noi dedichi un po' del proprio tempo per fare del bene, non occorrono grandissime risorse. L'attenzione al più povero, anche lontano, abbinato a un'estrema efficienza, efficacia e intelligenza a servizio del più povero. Cioè, io ho cercato di dimostrare che il Veneto può andare nei posti dove c'è necessità, dove siamo necessari per esplicare le nostre capacità. Un Veneto più ecologico, quindi più attento e rispettoso all'ambiente,
Vorrei un Veneto più competitivo, perché in Veneto ci sono le professionalità e ci sono le risorse per essere realmente competitivi, e lo vorrei più dinamico, lo vorrei diciamo più propositivo e più permeabile a quello che accade intorno a sé. Un Veneto senza paura del futuro, senza paura dei confini e senza paura del diverso, dell'altro. Un Veneto federalista, non nel senso assolutamente non nel senso secessionista, ma un Veneto inglobato in una nazione fatta da federazioni. Assolutamente un Veneto italiano. Io quando vado in Mongolia sono un italiano e ci tengo molto a essere italiano, e anche aperto verso l'Europa. Il Veneto del futuro dovrebbe essere un Veneto che fa leva su qualità come il coraggio, come l'entusiasmo e come la sensibilità. Dove vi sia la difesa del paesaggio forestale e agrario e della bellezza delle nostre città, dove ci sia solidarietà e soprattutto un nuovo sistema di vita, cioè più sobrietà, meno consumismo. Buonasera a tutti. Non vedo ancora l'immagine della copertina dei Nuovi Veneti, ma potrei dire che potremmo fare una nuova copertina, un numero, con tutto quello che è stato detto finora. Se infilassimo tutto quello che abbiamo detto finora in un numero dei Nuovi Veneti, avremmo fatto un numero eccezionale. Perché solo il parlarne, solo riuscire a ragionare intorno al significato di Nuovi Veneti, secondo me, rappresenta un momento straordinario, una pietra angolare di quello che è, secondo me, il fare giornale anche nel futuro in Veneto. Entro così, a raccontarvi molto brevemente così, l'inserto che uscirà in edicola il 2 ottobre e per ogni domenica del mese. Noi abbiamo voluto mettere i volti di questi nuovi Veneti. Volti che se noi prendiamo questo inserto e andiamo così in una piazza del Veneto, in una città, e chiediamo a qualcuno se conosce questi Veneti, nessuno di loro ci dirà chi sono. Eppure sono i Veneti che nella orizzontalità della civiltà, del welfare sussidiario, del fare, della creatività, della scienza, della ricerca, dell'istruzione, della cultura, della genialità che c'è in questa gente, fanno ogni giorno tutto ciò che rende ricca non solo di PIL ma anche di umanesimo questa regione. Allora, il compito di un giornale, il compito di Nuovi Veneti, quello che noi quello che noi vogliamo fare è quello proprio di rappresentare in modo organico e in modo continuativo questo Veneto e costruire una narrazione che sia diversa dalla narrazione che fanno le televisioni nazionali e spesso noi stessi facciamo titillati da fenomeni o argomenti o notizie che sicuramente hanno la loro dignità e vanno date e vanno assolutamente rappresentate, ma che fanno disperdere la bellezza e l'importanza di queste notizie. Il giornale si compone di diverse sezioni, una prima sezione importante sarà quella degli approfondimenti che, ad esempio, nel numero del 2 ottobre noi dedicheremo ovviamente alla ricerca commissionata Fondazione Nord-Est, che sarà sicuramente una base per ragionare intorno a tutto ciò che si è detto stasera. Una sezione legata alle persone è quella che noi abbiamo chiamato reti, perché le persone, quando si mettono insieme, fanno delle reti. Quindi il tema delle relazioni, all'interno della quale ci sarà spazio per le associazioni. In Veneto è la regione che ha il record di volontariato in Italia. Oltre alle reti, poi arriveremo a quest'ultima parte del giornale, noi abbiamo pensato che fosse giusto anche raccontare, oltre alle persone e alle reti, i territori. Quindi una sezione del giornale si chiamerà Territori.
L'ultima sezione del giornale l'abbiamo intitolata Opportunità e regole, ed è una sezione a cui noi teniamo molto, perché è una sezione di servizio ed è una sezione che potrebbe essere anche molto interessante, soprattutto se collegato ad un progetto successivo che noi abbiamo naturalmente, che faremo, e sarà il legame con la multimedialità, per cui nascerà prossimamente anche un super blog dedicato al Nuovi Veneti, ed è una sezione dove noi abbiamo pensato, ad esempio, senza il solito lamento della perdita di posti di lavoro, di andare a vedere come si trova il lavoro. Io devo ringraziare innanzitutto il direttore De Bortoli, che ci ha seguiti, ci ha assecondati, ci ha aiutati, e sottolineando che questa è un'iniziativa che probabilmente non è diretta solamente ai veneti, ma che forse ha un senso anche per tutto il paese. I veneti spesso sono apripista, sono uomini di frontiera, sono società di frontiera anche per molte cose che nel paese poi vengono realizzate. Devo ringraziare l'amministratore delegato Massimo Monzio, che ha fortissimamente voluto questo inserto e nel quale ci si è messo dentro non solamente come editore, ma come supervision, e quindi lo ringrazio molto. Come ringrazio il Presidente Pile Deriello, che quando proponiamo delle cose ci guarda così, perché vuole capire quello che facciamo, vuole capire se quello che noi facciamo è veramente qualcosa di nuovo, è qualcosa che serve, è qualcosa di utile, qualcosa che guardi lontano, non che sia barbichi al passato. E voglio ringraziare naturalmente i vision partner di questo progetto. Noi abbiamo chiesto a fondazioni, abbiamo chiesto a banche, abbiamo chiesto a associazioni di darci una mano ed essere antenne nel territorio per intercettare tutto ciò che c'è nel fare. Loro ce l'hanno vicino, lo assecondano, lo nutrono, per cui ci daranno una grande mano anche in questo. E poi naturalmente io sono qui ma solo a rappresentare un giornale, quindi ringrazio i miei compagni di viaggio, il vice direttore Massimo Mamoli, poi ringrazio Luca Barbieri, che è il coordinatore di questo progetto, Maria Silvia Dubois, che lo aiuterà, e tutta la redazione, perché le idee con le gambe devono essere partorite non solamente dai vertici di un giornale. Per avere gambe devono essere partorite da un gruppo che insieme riesce ad alimentare tutto ciò che si fa. Noi ci crediamo molto, siamo un gruppo molto unito, un gruppo che cercherà di onorare questa difficilissima ma enorme sfida, che è quella di intercettare e di raccontare i nuovi Veneti. Grazie a tutti.